L'importante sono le difese passive, il chiudere la porta, le finestre, il sistema di allarme, la videosorveglianza, ma l'aiuto tra i cittadini e le segnalazioni sono per noi fondamentali. Talvolta un individuo sospetto, non mai visto prima in un quartiere residenziale, un'autovettura a bassa velocità che controlla la zona e una segnalazione tempestiva al 112 può impedire la perpetrazione di furti. I cittadini come sentinelle, un rapporto ormai consolidato e che, se possibile, deve continuare a svilupparsi. È l'appello dei carabinieri in un periodo nel quale i furti sono tornati a flagellare la Marca dopo il congelamento del lockdown. Furti e truffe, tanti, troppi raggiri con vittime anziane e malfattori che hanno approfittato dell'ansia d'emergenza Covid. Il monito è sempre valido. Prestare la massima attenzione agli sconosciuti, non dobbiamo dimenticare che enti, istituzioni non si presentano a casa dei cittadini se non attraverso un preliminare contatto da parte delle persone preposte a farlo. Quindi nel momento in cui uno sconosciuto si presenta alla porta, il primo compito, la prima soluzione è quella di non farlo entrare. Un periodo complesso, quello del Covid, anche per chi, oltre ai numerosi fronti criminali da contrastare, è chiamato pure a garantire la sicurezza sanitaria dei cittadini. L'equilibrio regna sempre sovrano nel nostro servizio, quindi cercare non è sicuramente un intento repressivo, ma quanto una garanzia di sicurezza, di quella sicurezza necessaria in questo periodo di criticità per tutti i cittadini.